Presidente Gottardi, l'Ateneo Veneto si apre alla città su un tema molto importante e molto impattante, qual è il Comitato Expo Venezia. Cosa offre l'Ateneo e quali sono i punti d'arrivo che vuole darsi l'Ateneo con questo ciclo di conferenze rivolte alla città intesa come area metropolitana? Sì, noi vogliamo proprio essere il tramite tra l'Expo e la cittadinanza. L'Ateneo, per sua natura statutaria, per sua realtà sociale e culturale, è un'istituzione che parla alla città e che dalla città recepisce tutto ciò che di culturale, il dibattito stesso sociale emerge. Ecco, noi abbiamo all'interno del comitato scientifico, durante la fase preparatoria, abbiamo proprio proposto che l'Ateneo diventi il fulcro preparatorio all'Expo del 2015, quindi da oggi, primo giorno, con questa presentazione e a scorrere per tutto il 2014, inizio del 2015 ci saranno 8-10 incontri in cui si presenteranno i programmi, quindi realtà specifiche che vengono qui e illustrano le loro attività durante l'Expo, oppure come verranno risolti i flussi, anziché quale sarà l'impatto per la cittadinanza, quali saranno i lati positivi, quali saranno gli eventuali problemi, cioè proprio ogni volta ci sarà un argomento diverso proprio in quest'ottica di non far piovere dall'alto sulla città un'altra iniziativa, ma di farla condividere e quantomeno comprendere.